Nasce in Sicilia l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, analizzare le tendenze e i fenomeni relativi al mercato del lavoro in Sicilia, fornire supporto alla programmazione delle politiche occupazionali della regione. Questi gli obiettivi di quanto previsto dall'Osservatorio del mercato del lavoro presso l'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro diretto dall'assessore Nuccio Albano. Ne fanno parte appunto l'assessore, i dirigenti dei dipartimenti del lavoro, della famiglia, delle politiche sociali, della formazione professionale, il presidente del CIAPI, i rappresentanti regionali del mondo sindacale, datoriale e universitario. Per la prima volta, ha affermato l'assessore Nuccio Albano, l'attività di studio e di pianificazione delle politiche formative e l'analisi delle richieste delle imprese in Sicilia avranno una reale sede di confronto. L'osservatorio determinerà in sinergia con l'assessorato della formazione un salto di qualità, orientando così i corsi verso ciò che chiede realmente il mercato del lavoro, soltanto avendo contezza delle esigenze delle imprese, quindi dell'offerta di lavoro. Si potrà programmare una formazione specifica e conseguentemente riuscire a incrociarla con la domanda. Attraverso una programmazione mirata può essere annullato il divario sociale ed economico della Sicilia con le aree più avanzate del Paese nel settore dell'occupazione, abbattere il gap di competitività che penalizza le nostre aziende nel mercato libero internazionale. I nostri giovani devono essere adeguatamente formati per poter cogliere le nuove opportunità che il mercato del lavoro offre. Tra gli obiettivi finali dell'osservatorio è l'attività di rilevazione statistica, la documentazione, la ricerca, lo studio in materia di lavoro. Un nuovo organismo si occuperà di mettere a disposizione dei centri per l'impiego le informazioni essenziali per facilitare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, quali ad esempio l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi della professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi.